Allora, siamo con Luca Raineri, allenatore del Lauras. Dopo 8 partite si interrompe questa serie utili, fatta appunto di 2 pareggi e 6 vittorie consecutive. Mister, quali sono secondo lei le cause di questa sconfitta? Ma io credo che la Sassari innanzitutto sia una buona squadra, su questo campo non è facile venire a giocare e poi credo che oggi forse in qualche frangente ci ha detto male perché due autogol, per 2 volte abbiamo recuperato la partita, però un autogol alla fine ci ha condannato. La squadra ha giocato comunque a tratti un bel calcio, questo è stato riconosciuto anche dalla tribuna. Le chiedo dove dove stanno i meriti del suo lavoro, dal punto di vista magari del carattere, dal punto di vista tattico, dove trova i meriti del suo lavoro, diciamo. I meriti del mio lavoro non sta a me dire dove sono. Io credo di avere un gruppo di ragazzi volenterosi, un gruppo di giocatori che fino a questo momento hanno meritato quello che abbiamo, perché credo che al di là di tutto la prima posizione sia meritata, certo. Perché non voglio fare il presuntuoso, però credo che la mia squadra sia comunque una di quelle che in ogni campo cerca di giocare a pallone, certo. Poi ci sta come oggi di perdere, però credo che il lavoro che io e la società abbiamo impostato da 2 anni a questa parte sia proprio quello di far crescere i giovani cercando di giocare. Poi molte volte è andata bene, oggi è andata male, però ci sono anche gli avversari, certo. Purtroppo se giocassimo sempre da soli le vinceremo sempre tutte le partite. Questo è stato ovviamente riconosciuto anche dai dirigenti della Sassari, appunto in tribuna, per quanto riguarda ovviamente il gioco della sua squadra. Le notizie degli ultimi minuti danno il Tempio sconfitto a Golforanci. In settimana, anzi la scorsa settimana, veramente il dirigente Mario Lacco ha parlato comunque di un Lauras che punta ad arrivare il prima possibile a 35-36 punti in quota salvezza. Volevo sapere se lei così insomma è d'accordo oppure sì, crede che... L'obiettivo di inizio stagione era sicuramente, e rimane, finché non abbiamo fatto 36 punti rimane quello. La sconfitta del Tempio ci dà ancora più rammarico perché avremmo potuto guadagnare un altro punticino sulle squadre che ci stanno dietro, però dimostra anche che questo campionato è un campionato difficile, è un campionato livellato, perché il Tempio che perde a Golforanci, noi che perdiamo comunque contro una buona squadra oggi, dimostra che tutte le partite sono da giocare, certo. Ci sono tutte le partite sono aperte a qualsiasi tipo di risultato. Certo. Questa è l'ultima domanda, siamo in periodo di calciomercato, tutte le squadre stanno un po' rinforzando e Lauras ha deciso comunque di non intervenire. Che cosa significa questo? Che si è lavorato bene in estate, che non si vuole toccare il gruppo? Sì, significa queste 2 cose sicuramente, che in estate abbiamo trovato dei giocatori che hanno sposato appieno il nostro progetto, significa che non vogliamo andare a stravolgere quello che è l'armonia di questo gruppo, certo. Perché io ho giocato tanti anni, sono convinto che pur essendo inferiori ad alcune squadre, e credo che la mia squadra come rosa numericamente poi non parlo di qualità, probabilmente numericamente siamo inferiori ad altre realtà, però sono convinto che è meglio avere 18-20 giocatori che sposano lo stesso progetto piuttosto che averne 20-22 e averne 3 o 4 che poi non vanno a rovinare quello che può essere l'armonia del gruppo. Certo, concordiamo pienamente. Allora, ringraziamo Luca Raineri e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.